In migliaia in tutta Italia hanno risposto all'appello lanciato da Don Luigi Ciotti per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema dei migranti. Una maglietta rossa per fermare l'emorragia di umanità, è questo il messaggio che chi la indossa vuole trasmettere. Di rosso era vestito il piccolo Aylan, morto 3 anni fa nella traversata, e come lui molti altri. Anche a Padova in molti hanno accolto l'appello, dai politici ai cittadini, che hanno formato un lungo cordone abbracciando il palazzo municipale e l'università. Fisher Channel News, Padova.